Eccoci per Focus Attualità, eravamo incantati nel vedere queste immagini, lo avrete riconosciuto, un artista calabrese che è orgoglio in tutto il mondo. Parliamo del maestro Franco Azzinari, grazie per essere con noi. Abbiamo visto la collina del Vento, in particolare il luogo era vicino San Demetrio Corone, che è il paese natio di Franco Azzinari. Partiamo da lì. Com'è nata in lei l'idea di fermare il vento? L'idea veramente l'ho sempre avuta da bambino, perché da bambino io mi avventuravo, a volte marinavo la scuola, mi piaceva andare nei campi e immortalare una pianta d'ulivo, un agave, il grano mosso dal vento. Ci provavo, ma era troppo difficile, però pensavo pure che un giorno ci sarei riuscito, lo sentivo. Le cose a volte quando vanno in porto lo si sentono già a priori e quindi la mia vita è stata un po' così. Diciamo che quando è morta mia mamma io avevo 14 anni, sono partito e mi sono avventurato, sono andato in Francia, a Parigi, mi sono fermato lì 5 anni. A Parigi all'inizio, i primi 2 anni, ho fatto un po' lavori così, santuari per sopravvivere, l'aiutante muratore, il cameriere, il lavapiatti. A Parigi ho scoperto che avrei potuto fare dei ritratti ai turisti e guadagnare un po' di soldi in più, perché quello che si guadagnava all'epoca non era sufficiente, non bastava neanche per la sopravvivenza. E quindi lì a Parigi ho scoperto che potevo vivere di arte. Però lei la familiarità con la matita l'aveva già da bambino, perché a Parigi arriva da adolescente. Sì, io da bambino disegnavo nei muri delle case, non con le matite, ma con il carboncino. A volte prendevo nel fuoco i pezzi di legni bruciati che rimanevano neri. Non sono proprio adatti per disegnare, ma io mi accontentavo di tutto, purché facevo qualcosa. Con la pittura ho iniziato un po' tardi, verso i 14 anni. Quindi lei aveva già nella sua mente, nel suo cuore, l'idea di riprodurre quello che vedeva, in particolare questa Calabria che ha lasciato prestissimo e in cui poi è ritornato. Sì, io da bambino ho iniziato forse non mi ricordo neanche, ma sicuramente a 3 anni, 4 anni io già disegnavo ed ero bravissimo perché anche gli alunni della mia classe alla prima elementare chiacchieravano fra di loro, si cimentavano e dicevano: "Wow, hai visto che bravo Franco a disegnare, a fare". Anche il professore, mi ricordo alla quinta elementare ho fatto un disegno a San Demetrio e il professore l'ha fatto riprodurre, adesso non mi ricordo in che tecnica, ha fatto qualche copia, l'ha messa lì esposta a scuola per far Quindi vedere. c'è ancora questo disegno? No, purtroppo no, ho chiesto, peccato. Peccato. Quindi cominciava con questi elementi ma non conosceva ancora la tecnica. Quando ha cominciato invece a imparare la tecnica, oppure ha frequentato delle scuole o, come immaginiamo, lei è un autodidatta? Io sono autodidatta. Non ho mai avuto un professore, qualcuno che mi insegnasse, mi darebbe dei consigli, non ho mai avuto nessuno. Però penso che tutte le cose, anche uno che fa lo scrittore, in qualsiasi mestiere uno può fare anche da solo, solo che il tempo è più lungo. Se uno va a scuola, sicuramente aiuta la scuola, almeno per imparare la base. Ma io ero talmente innamorato che non sentivo questo problema di andare da qualcuno per imparare qualcosa, ero pronto a fare qualsiasi cosa, a dipingere qualsiasi cosa senza problematiche, insomma. A Parigi comunque dopo questi 5 anni che ho fatto sono ritornato in Italia, in Liguria, e facevo sempre i ritratti per la strada, in più di giorno dipingevo questi bei paesaggi tipo Portofino, l'Erici, la Igueglia, le Cinque Terre, e mi divertivo.
quindi non solo a dipingere, ma mi divertivo anche a conoscere questi luoghi così fantastici. Certo, noi vediamo intanto un altro filmato che è sempre in questa bella natura rigogliosa. La domanda che le voglio fare è questa: quanto tempo si impiega ad aspettare il vento? Perché lei senza vento non dipinge, e poi a realizzare l'opera. Ma il vento in primavera c'è sempre. Voglio dire, non come piacerebbe a me, questo vento forte lo trovi 2 o 3 giorni all'anno, non è facile incontrare il vento, un vento veramente che crea questa poesia, questo movimento dell'erba voglio dire, quasi mi insegna, mi fa da maestro un po' il vento. Ma lei ha difficoltà, ad esempio, con il cavalletto, con la tela, se c'è tanto vento? No, non ho difficoltà perché io sono velocissimo, come gli accennavo, sono veloce come il vento, quindi quando devo realizzare un quadro, un particolare in mezzo alla natura, il vento me la suggerisce in un modo meglio, perché quando è statica una cosa è morta e quindi non mi dà la piacevolezza, non è la stessa cosa che vederla dinamica, questo movimento mi suggerisce meglio. In arte mi dà la possibilità anche a me di imparare qualcosa di nuovo, di più misterioso e non statico. Le cose statiche non mi sono mai piaciute. È un linguaggio il vento, no? Sì. Il linguaggio della natura. Comunica anche attraverso i suoni, no? Il vento ha dei suoni, quindi è la voce della natura, la possiamo definire così? Sì, ma il vento pure cambiano anche i colori, perché quando il vento soffia in mezzo al grano, lo muove, noto che a volte le cime diventano bianche, se sono statiche non c'è quel bianco, come le onde del mare, quando c'è un'onda grossa fa quella spuma bianca che è bellissima. Tutti gli artisti che si sono innamorati del mare, che hanno dipinto il mare, hanno sempre fatto vedere questa spuma del mare, Certo, questo il bianco, colore che perché cambia. ha una caratteristica bellissima e rende anche il movimento. È bello perché anche lì c'è il movimento. Quando ha capito che questa sua passione, che quest'arte che portava dentro poteva diventare vera, un lavoro? Ma l'ho capito da bambino quando facevo i ritratti ai turisti e incominciavo a guadagnare, lì ho capito che per me è stato meraviglioso pensare che potevo vivere di arte e non facendo un altro lavoro che non mi apparteneva, quindi era sempre di più, aumentava questo desiderio, questa passione. Ma non ha avuto paura di buttarsi in un sogno così grande? Molti artisti, no, avevano difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, non la spaventava un po' questa No, mi spaventava idea? perché innanzitutto ho sempre avuto una bella salute. Non sono stato un ragazzo timido, anzi tutto al contrario, sono un po' ribelle, quindi ho quel carattere. Se lei mi fa una domanda a quale pittore possa assomigliare, che assomiglio, è Picasso. Picasso è un po' come me, perché veste, io non ho una vestaglia bianca come fanno tutti gli altri pittori, mi dipingo come mi trovo, con questi pantaloni, magari non li cambio mai, non mi vado a preparare, sono un po' estemporaneo un po' in tutte le cose. Comunque ho avuto questa buona salute che mi ha aiutato molto e quindi. Ma è vero che all'inizio ci credeva solo lei in quello che faceva, che gli altri non credevano? È stata un po' una sfida a dimostrare che lei aveva ragione? Ma intanto io avevo ragione, sì, perché intanto io sono andato via, nessuno mi ha detto ma dove vai, cosa fai, non lo sapevo neanche io. Io ho preso il treno, per dire sono arrivato a Ventimiglia, quando sono arrivato a Ventimiglia c'erano i gendarmi francesi, 2 gendarmi, si sono avvicinati, mi hanno chiesto il passaporto, mi hanno detto passeport, io non sapevo neanche cos'era, cosa fosse questo passeport.
mi hanno consegnato ai carabinieri, mi hanno riaccompagnato a San Demetrio e io dopo 2 giorni sono ripartito di nuovo. Però questa volta con un po' di furbizia ce l'ho fatta passare la frontiera e sono andato in Normandia. Perché hai voluto scappare così piccolo da San Demetrio? E perché non vedevo possibilità, io capivo che non sarebbe stato per me una trappola, sarebbe stato un tempo inutile, perché quello che pensavo io, questi disegni che facevo, sì, mi facevano i complimenti tutti, però non c'era l'idea che io potessi guadagnare da vivere con la pittura. L'ho scoperto questo a Parigi, nei ritratti. Poi dopo 5 anni sono rientrato in Liguria, facevo dei quadri di giorno e avevo sempre tante persone che si fermavano e mi compravano il quadro, erano curiose. E quindi è stato per me, insomma, una bella avventura. Certo, una scoperta che si è fatta strada facendo, Esatto, no? Una esatto. carriera che si è costruita in No. tante parti del mondo, perché lei ha viaggiato molto, lei ama molto ancora viaggiare e in particolare c'è una terra che le è rimasta nel cuore che è il Brasile, perché? Il Brasile, io ero desideroso di vedere Rio, perché Rio è l'unica città, vive 24 su 24, ci sono andato l'anno scorso, è una città bella, dinamica, magica, tutte queste baie, ero incuriosito da questa città, come anche adesso sono curioso di visitare qualche altra città, tipo Istanbul, che non ci sono mai stato. A tutti viene il piacere di visitare un luogo che non conosce. Quindi vado in Brasile e lì sono stato abbastanza fortunato che anche lì ho fatto qualcosina in pittura, ho conosciuto Jorge Armato, come gli dicevo prima, un grande scrittore brasiliano, Paulo Coelho, ho fatto tante conoscenze e ho capito pure che la mia vita diventava sempre non solo pittoresca ma anche culturale, perché conoscere certe persone ti riempie anche, ti dà una ricchezza interiore che magari solo con la pittura non è poi così. Lei ha fatto anche dei progetti importanti a Cuba, per i quali è diventato molto famoso. Sì, a Cuba, quando ho conosciuto Fidel Castro, mi era venuto l'idea di fare un progetto su di lui. Come lo ha convinto? Mi sono convinto perché lui gesticola molto con le mani. Ogni parola che dice non solo lo fa con l'espressione del volto, ma anche con le mani, e accompagna sempre la mano al suo viso. Quando un po' noti il personaggio un po' di carattere un po' forte così, noti che sta parlando e gesticola, magari fa così col dito, o si mette così, o fa così, non sta mai fermo. Però quella mano a me, che c'è anche una bella mano, aveva Fidel Castro, una mano molto, molto bella, fusolata, bella da dipingere, e quindi mi è venuta questa idea di dipingere non solo il suo volto, che è molto carismatico, lo desideravo anche prima di conoscerlo, io pensavo, dico, chissà un giorno farò un ritratto a Fidel Castro, come l'ho pensato anche con altri personaggi, però ho sempre pensato a un personaggio carismatico, una figura pittoresca, non una figura semplice, troppo facile da disegnare. Diciamo, mi ha incuriosito la figura misteriosa. Fidel Castro è un tipo misterioso, pieno di cose nella testa, c'ha questo viso incredibile, quando guardi già capisci cosa sta dicendo, magari parla anche con gli occhi, e quindi è stato un bel ritratto. Lui, quando sono andato a Cuba, mi ha invitato a cena, mi ha chiamato il ministro della cultura, che è un mio amico Abel Prieto, Franco, il comandante ti ha invitato a cena, più contento di me non c'era nessuno. Siamo andati a casa sua, mi hanno portato i militari a casa sua, è stato un po', non si è fatto trovare subito, ho dovuto aspettare un'oretta. Quando l'ho visto gli ho fatto vedere qualche libro, qualcosa,
e mi ha chiesto come mai facevo tutte queste cose a Cuba, ero in giro a Cuba a disegnare e a dipingere, e gli ho detto che mi ero innamorato di Cuba. Dico, forse farò anche un bellissimo libro, che poi l'ho fatto, l'Electra me l'ha editato questo libro. A Cuba ho realizzato 200 lavori e quindi non solo ho fatto il progetto su Fidel Castro, il progetto su Cuba e anche su García Márquez. Lui stesso mi ha fatto conoscere García Márquez, anche lui ha un bellissimo volto carismatico e gliel'ho detto, dico maestro, dico, posso fargli 20 ritratti e l'anno prossimo facciamo una bella mostra qui alla Cine Latinoamericano. Ha fatto un po' così, si è indietreggiato, quasi intimorito, dice, ma forse mi sta dicendo una bugia Zinare. E mi ha detto, Franco, ti do un consiglio, fai, non le dire le cose. E quindi questi sono i retroscena, no? Poi sì, che io accompagnano. ero convinto perché di solito io, come dice lui, io le faccio le cose prima di dirle. Però ero talmente emozionato a parlare con lui e dirgli qualcosa, volevo anticipargli questa. Questo Poi mi progetto. dispiace che lui sia ammalato, no? La mostra io l'ho fatta l'anno prossimo, la data che mi ero prefissato di farla qui al Cinema Latinoamericano. Lui si è ammalato gravemente, quindi la famiglia ha preferito tenerlo Certo, in casa. e quindi, però gli ho mandato il catalogo, l'ha visto la moglie Mercedes, mi hanno mandato una lettera che sono contentissime di quello che ho fatto, mi hanno ringraziato. Certo, È stata perché una sono bella. progetti poi unici, no? E quindi importanti. Lei ha questa sete di conoscenza che è fatta di luoghi, di persone e di cultura. Non a caso un altro dei suoi importanti progetti riguarda i luoghi del mito, perché è affascinato da personalità forti, lo abbiamo visto, ma anche dal mito. A volte le cose nascono così, anche senza pensare. Io avevo letto un po' dei miti, mi incuriosisce, il mondo a me mi incuriosisce tutto, no? Queste persone, si parlava tanto di Zeus, Quindi il mondo greco. il mondo greco, ma sempre i volti, sempre i volti. Io dico, ma dove è nato Zeus? Ecco, mi ha incuriosito questo fatto. Io cosa ho fatto? Ho cominciato ad andare in Grecia a visitare questi luoghi. Ho visitato questo luogo di Poseidone, il dio del mare. Dico, ma il dio del mare dove ha abitato? Sempre ci ho voluto credere io che lui è esistito, che lui veramente aveva la casa lì. Quindi io da Tessalonico ho affittato una macchina, a 100 km c'è Caposunio e sono andato a trovare questa baia dove lui viveva. Ho visto un tempio bellissimo dedicato a lui, ma io non l'ho dipinto, ho dipinto solo la baia. Una baia la guardavo e dico, ma solo un dio del mare poteva scegliere un posto così bello. In Grecia ce ne sono tanti posti belli, quello però è meraviglioso. Sono andato a visitare l'isola dove è nato Apollo. Sì. Dove è nato Apollo, anche lì è una bellissima, lì c'era la villa di Dioniso. Ho visto questo bellissimo mosaico che c'è per terra nella sua villa, lui a cavallo su una tigre e aveva foglie di uva con 2 grappoli di uva. Lui arrivava dall'India, praticamente si era scoperto il vino in quell'epoca. Quindi vedete come tutto poi incrocia nei suoi quadri ed è Io ho non visto soltanto i luoghi. Questi luoghi erano tutti meravigliosi, sono andato nella baia dove è nato Ulisse, questa baia è bellissima, poi sono andato anche in un periodo bello che era pieno di ginestre, come da noi, quindi era la sua casa, c'era una casa diroccata lì, dicono tutti che era il tempio di Ulisse, e io ci ho sempre creduto, insomma, per fare una cosa così bella ho dovuto credere. Certo, Credo veramente che sono esistiti, anche se poi magari l'hanno un po'. Dei luoghi del mito. Lei ha parlato delle ginestre, lei ha una sensibilità particolare, anzi chiedo al nostro regista di farcele vedere le ginestre. Perché ama così tanto le ginestre? Cosa rappresentano le ginestre? La ginestra è bella perché
E quindi torniamo anche in Calabria, dove siamo qui? È il primo fiore che sboccia in primavera, quasi un augurio a una bella primavera. Poi c'è questo giallo, che il cielo non è mai azzurro come adesso in estate, i colori non ci sono, anche la campagna è molto grigia, magari questo verde scuro, e questa ginestra così gialla, così sembra come un diamante che brilla sotto una lampadina. Quindi la ginestra ha un'importanza, secondo me, per me, a me mi ha arricchito artisticamente nel dipingerla e mi ha fatto anche innamorare, perché il fiore è spettacolare. Io vado a Normanno tutti gli anni, vedo montagne piene di ginestre. Questo giallo è un colore bellissimo, un colore che ti rallegra, vedi solo quel colore, un po' come dire esisto solo io adesso, non ci sono altri colori. Abbiamo visto la ginestra, torniamo all'oggi, abbiamo un po' fatto con lei il giro del mondo attraverso la sua arte e c'è stata da poco una mostra importante a Matera, Matera capitale della cultura. Ecco, perché ha scelto Matera e cosa ha portato a Matera? Matera mi hanno invitato sinceramente il presidente dell'associazione La Scaletta, che è un'associazione molto importante. Hanno invitato me, hanno fatto la mostra di Dalì, sempre promosso dalla Scaletta, e quindi ci sono andato molto, molto volentieri. È stata una bella mostra, l'ho fatta all'interno di questa associazione, il palazzo non so come si chiama, un palazzo molto bello, e quindi ho avuto anche un bel successo, c'era molta gente e ho presentato questi quadri del vento, i venti del Mediterraneo. I venti del Mediterraneo che lei tanto racchiude nelle sue tele. Che cosa significa per lei la Calabria? Siamo davvero in chiusura. La Calabria è secondo me, adesso non voglio osanarlo a dirlo, ma è la verità, secondo me è la verità, è uno dei più bei posti al mondo. È detto da qualcuno che insomma ha tanto viaggiato. Dove vivo io, nella piana di Sibari, secondo me non c'è un posto migliore al mondo come Sibari, perché ha questa pianura fiorente, la frutta, il mangiare, il clima, anche la gente è bella gente, tranquilla, voglio dire. Io adoro il mio paese, non c'è solo il mio paese, ma c'è questa mezza collina che è piena di questi paesi albanesi, che sono belli da visitare, da vedere, li conosco tutti e ogni volta che vado in un paese non sempre il mio mi sono trovato bene da ovunque e quindi trovo che questo posto è veramente spettacolare, magnifico. Grazie, grazie al maestro Azzinari per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito, noi vi auguriamo un buon proseguimento.